Come here, ass fuck. E poi non lo definisci un dramma. Io ne ho una marea di drammi. Sono di Milano, sono single, sono difettata. Sì, lo so che non lo diresti, ma perché tu mi vedi così, no? Bionda, con gli occhi azzurri, sono anche mezza tedesca, sembra un po' il sogno proibito di Hitler, no? E invece no, io ho un difetto anche piuttosto significativo, di cui non parlo spesso, anche se mi seguite sui social, credo che una cosa che non sanno in tanti. Io sono totalmente cieca dall'occhio sinistro, ok? Senti che silenzio. Vi do un minuto per metabolizzare questa cosa. No, lo dico perché molto spesso quando racconto questa cosa, che sono dalla nascita totalmente cieca dall'occhio sinistro, le persone hanno delle reazioni stranissime. Anche gente che mi conosce da tanto tempo, no? Dice, ma non... ma non si vede. Guarda, se vuoi la prossima volta mi metto una benda sull'occhio, un pappagallo sulla spalla, monto una gamba di legno e giro facendo corpo di 1000 balene. Oppure ci sono quelli che si fanno intenerire e dicono poverina, che è una cosa strana per me, visto che sono nata così. Non l'ho mai vissuta male, non so, forse sono anche io una persona positiva, sarà che noi che abbiamo un occhio solo vediamo sempre il bicchiere un quarto pieno, non lo so, no? Anzi, talmente non è mai stato un problema che i miei genitori se ne sono accorti che io già facevo le elementari, cioè che ero già grandina, e se ne sono accorti perché io quando giocavo a nascondino mi nascondevo a metà dei muri. E pensavo che il problema fossero i muri, capito? E invece io avevo una cataratta all'occhio sinistro. Non so se sapete cos'è una cataratta. È una di quelle cose che viene di solito alle persone anziane, però a me è venuta da quando sono... Io sono anziana da quando sono nata. Io sono il Benjamin Button della comicità italiana. E avendo un occhio solo, cioè vedendo con un occhio solo, ho capito che c'è un'altra frase che ci dicono sempre sui social, che è proprio una cazzata, che è questa cosa del se vuoi puoi. Impossible is nothing. Se lui ci riesce, perché tu no? Qual è la tua scusa? Perché ci sono delle cose che io oggettivamente, non vedendo da un occhio, non posso fare. Tipo, non potrei entrare nei carabinieri. Lo so, tu dirai anche sti cazzi, no? No, però non posso guidare un aereo. E già, vedi che silenzio, già questa cosa un po' più... non posso guidare un aereo per ora. Perché in futuro non è detto. Il nostro capitano fa parte del nuovo programma di inclusione. I signori passeggeri sono pregati di prestare la massima attenzione. Se vedete il mare pericolosamente avvicinarsi alla vostra sinistra, siete pregati di urlare al personale di bordo. Non preoccupatevi però, l'aereo è perfettamente bilanciato perché il nostro copilota non ci vede dall'occhio destro. No? In quel caso sì, vaffanculo, che se vi porto giù l'aereo me lo dovete fare l'applauso, no? Però per essere una compagnia veramente inclusiva, allora dovremmo avere anche quelli che controllano il traffico aereo completamente ciechi in braille. Ci dovrebbero essere le hostess con un braccio solo. Signori passeggeri, i bagni sono alla vostra... No, niente, solo di qua. Ci dovrebbero essere gli steward muti. Guardi, il bagaglio lo metto... No, volevo solo chiedere se i liquidi li devo separare. Che brutte persone siete, Milano! Ovviamente questo non era uno steward muto o l'imitazione di uno steward muto, era un normalissimo steward Ryanair. Di quelli che incontro io. La compagnia la chiameremo Lufthansa, scusate per il ritardo. Però in realtà c'è una cosa che a me fa tanto ridere, che fanno le persone quando gli racconto del fatto che vedo con un occhio solo, che è questa cosa qua, no? Guarda, scusa, io vedo con un occhio solo. Ma è vero, ma... Che cacchio fai? No, perché cercavo di capire, cioè, come vedi il mondo? Che domanda è?
come vedi il mondo. Cioè io l'ho sempre visto così, non ho metro di paragone, ma questi non si rassegnano e continuano. No, ma cioè, per capire, cioè la prospettiva, cioè è come... Cioè... Ma no, ma non potrai mai capire, cioè come spiegartelo? Non potrai mai vedere quello che vedo io. C'è un coglione che si mette una mano sull'occhio.